Stavo passando e ho visto la macchina contro il platano e basta, poi non c'era ancora l'ambulanza, non c'era nessuno e della gente gli stava facendo un massaggio cardiaco. C'era una persona per terra ma non sono stata lontana, ecco. Si chiamava Edward ed aveva appena 4 anni. I primi a soccorrerlo sono stati 2 dipendenti della MOM che viaggiavano dietro all'auto in cui il piccolo si trovava con la madre, una 34enne di origine ceca con la quale viveva a poca distanza da dove si è verificato l'incidente, lungo la Pontebana, Visnadello di Spresiano. Le condizioni del bimbo erano apparse subito gravissime, trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso, assieme alla madre ferita in stato di shock. Il bimbo non è sopravvissuto alle ferite. Lo scontro, prima contro un cartello stradale, poi contro un platano che ha letteralmente accartocciato il cofano, è stato particolarmente violento. Una ruota è a qualche metro di distanza assieme ad altri frammenti della cappotta, ma è quel seggiolino rimosso dai carabinieri che ora giace a pochi passi dall'auto a restituire la tragedia che si è consumata in questo angolo di Pontebana. Una piccola folla assiste ai rilievi dei carabinieri e alla rimozione dell'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 14. Poco dopo sono arrivati i dipendenti di un locale che si trova a pochi metri. Avevo visto transenne, quindi sì, ho visto già che stavano quasi per mobilitare l'auto, quindi nulla di che. E con che spirito si lavora stasera? Male. Male. Non ci sono parole. La macchina è uscita di strada su un tratto rettilineo. La causa dell'incidente potrebbe essere stata un colpo di sonno della mamma che si trovava al volante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore.